Diverse stessi canti di Natale, a Padova un concerto al Tempio della Pace mette insieme le diverse nazionalità e religioni che convivono in città. Antonio Scopa e Marco Madini. Un unico coro, 13 diverse nazionalità. A Padova, al Tempio della Pace, quello con note di Natale è un appuntamento ormai fisso che mette insieme le voci di donne e uomini da tutte le parti del mondo. A organizzare è Don Elia Ferro, delegato della diocesi alla pastorale dei migranti. È una maniera per dire ai padovani, alla città, che ci sono delle presenze, sono tante, sono varie, sono diciamo anche variopinte e che ci dicono il Natale nelle varie lingue. Cattolici, ortodossi, anglicani, evangelici. Per i cristiani di varie confessioni è un modo per mostrare un'integrazione possibile, come ricorda Josette Saidi, rappresentante della comunità congolese a Padova. Essendo lontana dalle case nostre, abbiamo gli amici che sono diventati i nostri familiari, quindi incontrarsi così colma un po' il vuoto che abbiamo, la mancanza della famiglia. Per il Tempio della Pace il concerto è solo la prima tappa, il 6 gennaio sarà la volta della Festa delle Genti, il 15 si celebrerà la Giornata Mondiale delle Migrazioni.